Siamo tornati in studio, continuiamo con la presentazione dei candidati, è la volta di Fratelli d'Italia, il capolista di Treviso, un neofita della politica, andiamo a conoscerlo. È una delle facce nuove nelle liste pro Zaia. Certo, ho ricevuto, diciamo così, questo invito che ho raccolto veramente con grande entusiasmo, perché credo che ancora nella politica con idee nuove, con grinta, con voglia di fare si possa ancora migliorare la situazione, che sicuramente è pesante, i cittadini ce lo dicono che è veramente pesante. Si rinnova la politica con facce che si sono già viste, perché lei è una faccia nuova, ma il candidato Zaia si ripresenta alla presidenza del Veneto. Beh, diciamo che innanzitutto è l'unico credibile, è l'unico che dà queste garanzie per una sicurezza nel Veneto, un rilancio dell'economia, un rilancio dell'occupazione, comunque tutti questi problemi nel candidato Luca Zaia io vedo che possiamo portare avanti e risolverli, e il Veneto può diventare veramente un trampolino per tutta l'Italia per portare avanti queste novità. Lei non è un politico, da dove arriva e perché ha deciso di scendere in campo? Allora, io arrivo dal volontariato, sono vicepresidente regionale dell'AIDO, sono segretario dell'Usarci Agenti di Treviso, agenti di commercio, e ho sempre svolto, diciamo così, un lobby di arbitro di calcio a livello regionale. Questo ha fatto sì che di interessarmi in politica, perché noto che ci sono in questi ambiti molte cose da portare alla politica, molte cose da portare all'amministrazione, e diciamo così è sempre stato un piccolo hobby la politica che mi sarebbe piaciuto sempre condividere. Il suo impegno personale come Fratelli d'Italia per la circoscrizione di Treviso quale sarà? Quale obiettivo vuole centrare? L'obiettivo prima di tutto è di essere la voce dei cittadini in regione, questo innanzitutto, perché il politico staccato che non si fa vedere per tanto tempo, questo è un qualcosa che ho sempre ripudiato, quindi questa sarà sicuramente una delle cose che saranno in cuor mio da portare avanti. Lei ha detto che è presidente dell'Associazione di Agenti di Commercio, quindi credo che abbia a cuore anche le partite IVA? Sì, sono segretario di Agenti Treviso, non presidente Zanchetta, ma comunque sì, le partite IVA. Il problema è molto molto forte, perché l'imprenditoria, ma non solo quella degli agenti, quella delle imprese, degli artigiani, soffrono tantissimo. Il Nord-Est è stato un veicolo molto importante nell'economia, adesso sta patendo tanto perché ci sono delle politiche fatte a livello governativo che sono sbagliate, quindi bisogna riprendere in mano il tutto, perché bisogna dare credibilità, dare quella forza necessaria perché le forze lavoro non vadano all'estero, perché qui veramente siamo in un momento di grande difficoltà. Pensando all'alleanza Fratelli d'Italia Lega Nord e a due temi, federalismo, autonomia e indipendenza, che non sono mai stati nelle note di Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia. Lei è un neofita, però secondo lei c'è stata un'evoluzione? I due movimenti possono parlarsi, anzi essere alleati? Certamente, siamo alleati perché noi crediamo fermamente non solo all'Italia, perché come nazione, ma abbiamo tanti esempi all'estero, dalla Germania, tanti, che si può fare un federalismo sano e proprio alla portata del cittadino, quindi guardiamo al cittadino, quindi un'alleanza giusta con Lega Nord e Indipendenza ci sta tutta. Favorevole al taglio dello stipendio dei consiglieri regionali, qualora lo diventasse consigliere regionale? Certo, perché secondo me si deve partire già dalle piccole cose, dare dei segnali importanti come sono i vitalizi, ma ci sono tanti altri punti che sono da rivedere, perché i tagli non devono essere solo in una direzione, ma ci sono tanti ambiti dove poterlo fare. Lei li ha già individuati, mi pare di capire? Sì, ho detto appunto i vitalizi, ma possono essere tante altre cose che diciamo dopo d'accordo con gli alleati, perché bisogna sempre parlare d'insieme e non da singoli.